Passiamo al quinto punto all'ordine del giorno, domande di autorità, interrogazioni e interpellanze. C'è un'interrogazione del consigliere firmata dai consiglieri Rodriguez, Corianò, Mascarin, multe in ZTL alla domenica alle macchine con contrassegno di invalidità. Chi vuole illustrare? Prego, consigliere Rodriguez. Prima di iniziare a illustrare questa interrogazione che noi come gruppo Portogallo Più pensavamo di non dover mai presentare, perché è gravissima, volevo fare una precisazione a chi si diletta in alcuni siti locali a dire che il sottoscritto avrebbe presentato insieme agli altri colleghi, ma è più puntato verso la mia persona, questa affermazione che questa interrogazione sarebbe stata presentata per motivi strumentali e perché io avrei preso una multa per quanto riguarda questa interrogazione. Dichiaro ufficialmente, faccio sapere a questo egregio signore, che signore tanto non è, che non sono mai stato multato, che non ho nessuna intenzione di usare strumentalmente questa interrogazione io e anche i miei colleghi. Quello che sta avvenendo in questi giorni a Portogallo ha dell'incredibile ed è assolutamente ridicolo. Alla domenica le autovetture che passano la mattina in centro storico con esposto il contrassegno di invalidità per accompagnare un familiare alla Santa Messa in Duomo nella fascia compresa tra le 9 e le 12:30 si ritrovano a dover pagare delle multe salatissime per non aver comunicato a posteriori il fatto di essere transitati in centro storico durante la ZTL. La segnaletica prima avviso secondo noi è molto chiara e non è complicato comunicare a posteriori il fatto di essere transitati in zona a traffico limitato. Allora intanto premetto anch'io una cosa rispetto a quello che abbiamo scritto nell'interrogazione, che chiaramente a noi interessa l'accesso ai disabili in ZTL sempre, non solo la domenica, non solo per andare a messa, logicamente. Sono solo parzialmente soddisfatto della risposta che mi ha dato l'assessore Simonella. In questa serata il sindaco o l'assessore delegato in questione credo che non siano in grado, al di là di affermazioni propagandistiche fatte sulla stampa, di poter dare in questa sede. Certo è che è un'interrogazione che non avremmo mai voluto presentare. Grazie. Grazie consigliere Rodriguez. Signor Sindaco. No, io, consigliere Rodriguez, io credo che gli assessori di riferimento sentono, anche perché sentono l'esigenza di fare una riflessione, come ha detto Simonella, rispetto alla zona ZTL in generale e vogliono discutere rispetto alla crisi, vogliono cercare di capire bene quali sono i problemi, come si devono affrontare e valutare anche se ci sono anche soluzioni che possono andare incontro a alcune richieste. Quindi la prossima settimana io credo sarà un momento anche di riflessione con i soggetti che sono interessati e poi cercheremo di coinvolgere anche la commissione consigliare, il gruppo e quant'altro. Non siamo contro e non ci arrocchiamo su posizioni preconcette o definite. Poi speriamo di raggiungere un consenso e una soddisfazione da parte di tutti.